Taglio del nastro all'ospedale di San Donà di Piave, dove è stato inaugurato il nuovo centro di dialisi e nefrologia che insieme agli altri nosocomi dell'USL 4 offrirà un servizio di qualità ai quasi 100 dializzati del territorio. Qui siamo passati da 8 a 20 posti letto, 18 posti letto stanziali, uno per le urgenze e uno per i pazienti che devono rimanere da soli. Un impianto di osmosi che è il migliore in Italia in questo momento, con tecnologia di ultimissimo livello e quindi vuol dire anche umanizzazione del servizio. La nuova unità di dialisi posta al piano terra grazie ad un investimento di 2 milioni di euro si propone centro d'eccellenza per le patologie renali, l'ennesima risposta al territorio. C'è una concentrazione di popolazione nell'area di San Donato e del San Donatese che giustifica gli investimenti che sono stati fatti e quelli che verranno completati. E l'offerta assistenziale dell'USL 4 nel periodo estivo si amplia ulteriormente. Nel periodo estivo noi abbiamo anche i centri estivi della dialisi, siamo l'unica azienda sanitaria in Italia e in Europa ad aprire una dialisi solo per i turisti per permettergli di fare le vacanze. Strutture e macchinari d'avanguardia dunque per una patologia sempre più in aumento. Che è una patologia un po' del benessere inteso in tutti i sensi, nel senso diciamo del migliore qualità di vita, di gente che ha aumentato il loro introito calorico, in più un maggior numero di persone che raggiungono l'età anziana.